Le facciamo velocemente, anche se penso che ci conosciamo tutti. Comunque c'è appunto il dottor Perina, direttore amministrativo, il dottor Tessarin, che qui in veste di direttore sanitario facente funzioni, mi raccomando, non andiamo a creare incidenti diplomatici. Manca poco togliere il facente funzioni. Ecco, e il dottor Corà come responsabile del personale. Abbiamo convocato questa conferenza stampa prendendo spunto dagli numerosi, in realtà sono due, comunque argomenti che riguardano appunto la sanità e quindi la nostra salute, argomenti che sono apparsi appunto nella stampa in maniera importante, giustamente. I temi sono quelli appunto comparsi delle schede sanitarie da una parte e degli organici dall'altra. Oggi noi affrontiamo il tema degli organici, ok? Poi sulle schede sanitarie, una volta che saranno definite e avranno ultimato il loro percorso all'interno della regione, ci ritroveremo un'altra volta per commentare assieme. Allora, avete tutti i fascicoletti? Sì? Li sta stampando. Bene. Allora, abbiamo preparato una serie di... Sì, adesso arriva. Abbiamo preparato una serie di diapositive che vi danno appunto un'idea della situazione attuale dell'organico. Siamo partiti con quelli che sono i tetti di spesa, che sapete essere importanti per l'azienda sanitaria, e vedete che negli anni sono stati, come dire, hanno raggiunto i 361 milioni e mezzo a fine 2018 e vengono mantenuti lievemente incrementati anche per il 2019. Quindi attualmente per il personale dipendente l'azienda sanitaria spende 361 milioni e mezzo, quindi una cifra importante. Abbiamo voluto anche ricostruire negli anni la presenza, è la seconda diapositiva, abbiamo voluto ricostruire negli anni dal 2010, vedete, al 2019, adesso in sostanza, ecco, quella che è stata la serie storica delle presenze per quanto riguarda il personale dipendente all'interno appunto dell'azienda, recuperando chiaramente i dati delle ex tre aziende e facendone appunto una somma in maniera da dare una visione di quella che è la situazione, di quella che è stata ed è la situazione all'interno appunto del territorio dell'ULSS 3 Serenissima. Vedete anche, se andiamo magari nel grafico seguente, vedete come siano aumentati negli anni il personale infermieristico, che passa da 3.026 unità del 2010 a 3.256 del 2019. Scusi, mi interrompo solo per una conferma. Sì. Quindi è sempre la somma delle tre aziende anche nel 2019? Sì, certo. Soprattutto, là siamo sicuri. No, nel senso che comunque è mantenuto lo stesso criterio. Sì. È aumentato anche il personale, gli operatori sociosanitari, che sono passati da 878 fino ad arrivare attualmente a 1075. I medici mantengono negli anni una quantità abbastanza costante. Vedete che eravamo 1079 nel 2010, siamo attualmente a 1071, ma con in corso procedure di assunzione che poi vedremo dopo importanti. Questo vi dà un'idea. Abbiamo ritenuto importante dare l'idea di come appunto si è sviluppato negli anni il tema appunto degli organici. Qual è la situazione allora attuale? Facciamo appunto un focus sulla situazione attuale, no? È questa. Noi abbiamo attualmente in servizio 1071 medici, come abbiamo detto, con un fabbisogno però che chiaramente è maggiore di 1200, no? Quindi abbiamo questi 129 medici da assolutamente assumere e coprire. Abbiamo necessità di ulteriori 66 infermieri e di ulteriori 60 operatori sociosanitari. E anche qua vedete appunto la situazione data in servizio al 30 aprile appunto 2019. Sono numeri che avevamo già visto in parte e che diciamo così abbiamo più volte sottolineato. Per quanto riguarda i medici in particolare, voi sapete che ormai abbiamo detto e ridetto e spiegato in tutte le salse qual è appunto il problema della come dire, difficoltà a reperire i medici, no? Questa errata programmazione nazionale che porta ad una come dire, discrepanza tra chi finisce il percorso di laurea e che poi chi entra nelle scuole di specialità, no?
Ricordate sempre che per entrare appunto a svolgere attività di dipendente nell'ospedale un medico deve avere una specialità. Una volta non era così, adesso voi non so se ricordate, ma ai miei tempi, quando ero ancora ragazzino e facevo il chirurgo, insomma, pantaloni alla zuava. Ecco, a corti alla zuava. I medici venivano assunti dall'ospedale dopo la laurea all'esame di Stato, no? E poi una volta appunto assunti nel reparto A, B o C, quindi ortopedia, che ne so, ginecologia, passati 5-7 anni erano considerati degli specialisti in sostanza, no? E quindi c'era questa possibilità, cosa che non c'è più oggi, perché il medico che entra nell'ospedale deve essere già specialista. E questo è un problema, perché più volte abbiamo detto che su appunto metà dei medici che si laureano, che fanno l'esame di Stato, poi hanno la possibilità di entrare in specialità. Questo ha creato questo divario enorme e questa errata programmazione appunto nazionale, che ci ha portato alla difficoltà appunto di reperire i medici. Comunque, per tornare appunto, e lo stesso, vi faccio anche un esempio per i pronti soccorso. Una volta, vedete, nel pronto soccorso giravano un po' tutti i medici dell'ospedale, no? A turno, al di là di quelli che erano come dire, magari fissi, però c'erano tutti che giravano a turno di vari reparti. Adesso non è più così, perché ci vuole la specialità appunto di medicina di urgenza. Medicina chirurgia d'urgenza. Quindi un percorso da una parte sicuramente giusto e importante, dall'altra però ha creato queste difficoltà, fermo restando che personalmente ritengo che la presenza dei medici anche di altre specialità in pronto soccorso non sarebbe male, voglio dire, no? Cioè questo essere allenati vabbè. Allora, 1071 medici in servizio, 129 posti da coprire rispetto appunto ai 1200 di fabbisogno, abbiamo già autorizzazioni, quindi la Regione ci ha dato già 110 autorizzazioni, le altre 19 le stiamo chiedendo con la prossima trimestrale. Abbiamo assunzioni praticamente fatte, si tratta di mettere in servizio 20 persone, e abbiamo delle assunzioni in itinere per 90, quindi queste 110 autorizzazioni già rilasciate, autorizzate dalla Regione, hanno portato alla possibilità di mettere in servizio già 20 persone, e gli altri 90 sono in corso di perfezionamento come assunzioni. Qua ricordate sempre che i concorsi vengono fatti a livello di azienda zero, perché nelle aziende sanitarie resta come possibilità concorsuale quella che riguarda i direttori di unità operativa complessa, i cosiddetti primari. Ma quanto si può volere per arrivare ad avere tutti i 110? Avete visto da quello che è stato appunto comunicato anche dall'azienda zero, ci sta facendo concorsi veramente a sprombattuto, insomma. Quindi il problema è trovare poi i medici. Una volta appunto avviato il concorso, si tratta appunto di vedere se ci sono appunto i medici che vi partecipano e quanti vi partecipano. Però noi riteniamo che intanto 20 noi li abbiamo già portati a casa, e gli altri 90 contiamo di portarli a casa nel giro dell'anno. Ai medici dipendenti va però sempre messo insieme anche la presenza di altro personale medico, che vi ho riportato nella diapositiva sotto, perché accanto ai medici in servizio dipendenti abbiamo poi i medici specialisti ambulatoriali interni, che fanno un ottimo lavoro, 282, abbiamo sviluppato 58 incarichi libero professionali, e abbiamo 12 incarichi appunto volontari. Quindi in realtà nell'azienda sanitaria, nella sua globalità, operano attualmente 1423 medici, suddivisi in quelle categorie che vedete, insomma, lì. I carichi volontari sono primari in pensione nel primo anno? Sì, potrebbero essere sì, appunto primari in pensione nel primo anno, ma potrebbero essere anche medici che magari hanno sviluppato, che ne so, nel tempo altri percorsi, e che chiedono di diventare appunto volontari. Di entrare come attività volontaria. C'è anche chi, come dire, fa attività per sviluppare meglio la propria professionalità, insomma, no? Ci sono 1423. Poi quindi abbiamo un numero di medici importante, direi, ecco. Poi un'altra azione che abbiamo intrapreso per far fronte, insomma, alle esigenze della gente, della comunità,
e sempre per far fronte a quella carenza di organico che avete visto prima, sono questi acquisti di prestazioni da personale dipendente. Sono prestazioni che noi acquistiamo attraverso appunto quello che ci consente appunto la normativa e che vanno ad aumentare quella che è l'attività di medici. Sono prestazioni che chiaramente noi paghiamo, non sono gratuite, insomma, ecco. Vedete, nel 2017 abbiamo speso 2 milioni e mezzo, 2 milioni e 6 nel 18 e 39, 2 milioni e 6 e 68 nel 2019, contiamo appunto di spendere. Quindi anche questo è un altro modo per rispondere alle necessità appunto della gente, insomma, qui si parla soprattutto di rispondere al tema delle liste d'attesa, sempre molto importante. Quindi più ambulatoriale come... È più ambulatoriale, certo, sì. Si può fare un esempio concreto? Eccolo qua. Beh, l'esempio più tipico è quello dell'acquisto di prestazioni di visite ambulatoriali di varie specialità, per la verità. Pensate alla radiologia, per esempio. La radiologia è la più comune, risonanze. è la più comune, ma insomma anche in altri ambiti, liste d'attesa che possono essere ambulatoriali, ma anche in prova, tipo gli interventi chirurgici, insomma, quindi per potenziare anche l'attività chirurgica, le liste d'attesa chirurgiche, anestesia, prestazioni di anestesia, per garantire le sale operatorie, l'aumento delle sale operatorie. Quindi chirurgia programmata sostanzialmente. Sì, certo. Sì, comunque gran parte, noi le richieste dell'attività specialistica le abbiamo soprattutto sulla parte radiologica, no? Dove appunto andiamo ad acquisire prestazioni. Un po' tutto dove serve, dove troviamo chiaramente la disponibilità, anche, perché ci vuole anche la disponibilità da parte dei medici di appunto sviluppare questo tipo di attività. Sì, perché non è un dato da poco, perché equivale a circa 35 test di medici, come nel conteggio andrebbero aggiunti anche questi. Questo viene calcolato sul numero di prestazioni o su ore di lavoro? Potrebbe essere curioso anche capire quante sono le ore acquistate, ecco, c'è un'idea di a quante ore acquistate corrisponde per 60 euro l'ora. Basta fare il viso. dopo 2,668, adesso magari facciamo anche il conto, il dottor Perina è velocissimo. 35 specialisti coinvolti. Sì. No, potrebbe essere equivalgono a 35 specialisti, in realtà potrebbe essere 50. Sì. La spesa è equivalente alla presenza di 35-40 medici a tempo pieno, insomma, ecco. Sì, non li abbiamo sommati all'altro dato perché sono sempre gli stessi, quindi sono sempre quelli che fanno il però l'equivalenza è quella. È come se lavorassero per 35-40 esatto. a tempo pieno alle dipendenze. Sì. Bene, poi per quanto riguarda gli infermieri e le ostetriche, vedete abbiamo detto che il personale attualmente in servizio è 3.256, c'è questa necessità di coprire altre 66 unità, già tutte autorizzate, e abbiamo già perfezionato, vuol dire che manca l'immissione in servizio vera e propria, no? Perché stiamo aspettando le ultime carte che queste persone devono darci, 19 persone, e ci sono assunzioni appunto che si stanno sviluppando per 47. Anche qui c'è un concorso importante a livello di azienda zero con, mi sembra di aver visto, 6.000 rotti partecipanti. Poi lo avete nel comunicato di azienda zero questo dato, insomma, quindi stiamo andando avanti anche su. Che qui contate entro l'anno? Sì, assolutamente, il prima possibile, sì. Per quanto riguarda gli operatori sociosanitari, sono 1075 abbiamo detto, quindi abbiamo 60 da coprire, abbiamo 44 autorizzazioni pronte e 27 già praticamente pronti, coperti, e in itinere 17. Quindi anche qua sono queste procedure importanti, e anche qui c'è il concorso in azienda zero con numeri molto importanti di migliaia di persone appunto che parteciperanno a questo concorso. Direttore, chiedo scusa, questi dati non tengono conto delle eventuali uscite nel corso dell'anno per pensionamenti o cose di questo genere? Sì, tengono conto di tutto questo. Quindi diciamo, voi valutate quei 1070, ad esempio dei medici di prima, quei 129, calcolando quelli che già andrebbero in pensione, sì, esatto, quelli che mancano più quelli che andrebbero in pensione nell'altro. E anche quelli che si muovono per mobilità. Tutto quello qualcuno vince un concorso. Noi abbiamo quella cifra, quel numero da
come necessario, quei 1200, e dobbiamo arrivare a quel numero lì. C'è il dato dei pensionati, anche di quelli che avete calcolato che perderete nell'arco dell'anno tra infermieri, OS, Sì, medici? no, non abbiamo questo dato, ma ve lo forniamo. Sì, ve lo forniamo. Forse, vabbè, insomma, lo tiriamo fuori il dato del pensionamento. Comunque è importante che noi arriviamo a quelle cifre che vi ho detto, che tengono conto chiaramente di tutto, quindi c'è il turnover, E poi abbiamo fatto appunto, vi abbiamo dato anche qui, abbiamo voluto darvi una serie di numeri per quanto riguarda questi incarichi libero-professionali, no? Che abbiamo detto essere attualmente sono incarichi che vengono svolti durante l'anno, no? Vi abbiamo dato il numero di 58 perché sono quelli attualmente presenti in servizio. Però se voi vedete come è andato l'andamento nel corso appunto degli anni, vedete come è andato via via aumentando, e anche nel 2019 andremo probabilmente a superare questa cifra, insomma, no? Però scusi, di quanto? Sì, 58? sì, ti ho appena spiegato. Non ho capito. Allora il tema è che 58 sono adesso, al primo letto trimestre. 2018, proprio No, ha ragione lui. No, ha ragione, perché noi abbiamo detto la situazione al 30 aprile è di 58 incarichi libero professionali e quindi è il primo trimestre, il primo quadrimestre, scusa. Mentre il 2018 è tutto l'anno, hai capito? Quindi se tu fai il conto di come sono cose che si sviluppano durante i mesi dell'anno in sostanza, no? Quindi dalle nostre previsioni anche il 2019 andrà a superare il 2018 come numero, perché sono incarichi che diamo via via durante l'anno in base appunto alle necessità che si vengono a sviluppare. Ok? Sì, ecco, c'è questa differenza. non l'abbiamo messo nella lista degli anni perché quelle sono tutte feste, cioè sono incarichi, sono persone, professionisti. Non abbiamo messo il 2019 per questo motivo, perché se ne possono aggiungere degli altri. L'abbiamo appena detto da noi. Certo. Okay. Bene, poi abbiamo, per quanto riguarda i medici specialisti in mortalità interna, abbiamo detto sono 282, no? Quindi attualmente sono questi, ma anche qua al 30 aprile non, come dire, è un numero che è destinato ad aumentare in base alle necessità che si possono appunto presentare. Comunque è un numero che noi teniamo appunto costante, anche questo, voi vedete che sono numeri importanti. Sono medici questi che li trovate soprattutto a livello dei distretti sociosanitari, no, via Cappuccina piuttosto che negli altri distretti, insomma, ecco. Poi abbiamo aggiunto, sempre per far fronte a tutte le necessità ed emergenze, oltre agli incarichi professionali, ai SAI, agli incarichi appunto volontari, eccetera, anche il tema delle esternalizzazioni. Vedete che noi abbiamo acquisito dal 2017 in questi ultimi 2 anni ben 1165 turni di guardia di 12 ore ciascuno, che sono appunto così suddivise, in particolare per i punti di primo intervento dell'Isola di Venezia, poi abbiamo il SUEB di Mestre, poi il pronto soccorso di Mirano Dolo, poi abbiamo l'ospedale la pediatria dell'ospedale di Chioggia, poi abbiamo, vado per classifica, la ginecologia di Mirano Dolo, pediatria di Venezia prima, Dolo, e infine con 35 il dipartimento chirurgico e medico dell'ospedale di Chioggia. Sono anche queste risorse in più che mettiamo appunto nell'ambito appunto dell'attività ospedaliera. Quindi voi dovete immaginare che l'attività ospedaliera sia fatta da tutto un insieme di componenti che prevedono personale dipendente, personale con incarico di professionale, personale SAI, specialisti interni, volontari, ma anche queste esternalizzazioni che noi diamo a professionisti che arrivano appunto dall'esterno e fanno i turni di guardia. Sono professionisti che arrivano soprattutto da cooperative, penso, no? Quindi facciamo dei contratti con delle cooperative per cui possiamo appunto garantire queste cosiddette esternalizzazioni, questi turni di guardia. Quindi l'ULSS non sceglie la persona? No, fa un contratto con la cooperativa, sì. Poi tra le righe a volte le conosciamo anche le persone perché questi contratti li abbiamo, no? Quindi pensiamo sempre di poter lavorare con quelle persone di cui abbiamo testato le capacità, insomma, ecco. A livello economico qual è il peso di questa?
il livello economico sono, quant'è l'orario? Variabile, perché va a turno di guardia, varia tra le 600 ore circa per turno di guardia fino a salire. 600 euro per turno di guardia, 600 euro per turno di guardia fino a salire. Mi pare che il massimo sia 900 euro per turno di guardia. Globale, se voi fate un conto di una media di, faccio per dire, 7,50 più o meno, per 1165, avete l'idea di cosa può venire a costare anche questo, insomma. Ecco. Magari questi dati li aggiungiamo giustamente, insomma, no? Sono valori diversi, 870.000. Sì. Posso chiedere, proprio da assoluto ignorante su questa cosa, come mai c'è un numero così alto appunto al lido, al punto di primo intervento? C'è una struttura particolare che magari richiede... È interamente standardizzato, insomma, il tipo di lido, no? Sì, proprio. Cioè il tema del lido di Venezia è una struttura particolare, è un punto di primo intervento particolare che noi appunto osserviamo soprattutto con questo tipo di approccio, insomma, ecco, di contratto. Ma perché la gente non vuole andare a lido per scomodità di sede? O... No, perché vogliamo garantire una presenza importante, perché c'è personale dipendente e anche turni di guardia, avete capito? Cioè c'è questo e quello, insomma, ecco. E probabilmente incide il rafforzamento estivo anche. Certo, bravo, sia sul lido che sul Pelestrina. Adesso vedrete, penso la settimana prossima, la delibera del rafforzamento anche del turno estivo, che riguarda Lido di Venezia, Pelestrina e Chioggia. Dal 1° giugno. Sì. Ma questo numero comprende il rafforzamento estivo? Questo numero comprende anche quello, insomma, sì, perché questo è un numero che va dal 2017 al 2019, quindi è globale, insomma, ecco. Bene, ecco, qui abbiamo riassunto quelle che sono le procedure che abbiamo messo in essere per coprire le necessità appunto della nostra azienda sanitaria. Le trovate appunto tutte, sia per quanto riguarda lo sviluppo del percorso di personale dipendente, che è questa prima diapositiva, in tutto il percorso, richieste di valutazione da altre aziende, la procedura di mobilità, la procedura concorsuale, ma poi le procedure straordinarie che avete visto essere SAI, incarichi libero professionali, acquisti di prestazione personale dipendente, esternalizzazioni e incarichi a volontari, se ci sono, insomma. Ecco, sottolineerei quelle incarichi libero professionali, no? Che possono essere dati a personale, come dire, con specialità, no? Ma può essere anche personale che ha la specialità, faccio per dire, in una branca e invece ci serve per altro, non so se mi spiego, quindi c'è questa flessibilità che la Regione ha messo in piedi, no? Quindi incarichi a specializzandi, vi ricordo, no, che è prevista questa possibilità di inserire nei concorsi gli specializzandi all'ultimo anno di specialità, gli incarichi a pensionati che la Regione ha posto in essere, ma anche gli incarichi non specialisti. Un esempio di questo lo vedete con il pronto soccorso, dove da tempo abbiamo, da anni ormai, insomma, no, affidato in parte laboratorio di codici bianchi a Mestre, dei cosiddetti codici anche bianchissimi, se vi ricordate, a personale della continuità assistenziale, cioè medici di guardia medica, che appunto non hanno una loro, come dire, specialità, ma anche a persone con incarichi appunto libero professionali, e lo stesso dicasi per laboratorio di codici bianchi di Chioggia. Questo vi dà un'idea di come si sta, come dire, affrontando quell'emergenza di organico che la programmazione nazionale ha purtroppo toppato, insomma, no? Quindi le risposte che stiamo dando sono... Quindi lei confida il 31/12/2019 di essere a posto? Sì, di essere a posto, ma chiaramente è un discorso sempre in divenire, no? Perché c'è il pensionamento, c'è la malattia, c'è appunto l'aspettativa, mobilità e quant'altro, quindi è un percorso continuamente in divenire, a cui noi cerchiamo di far fronte, se possibile in primis con personale dipendente, quindi procedure concorsuali, ma anche se non abbiamo questa possibilità con le procedure appunto che vedete evidenziate qui e che grazie alla Regione si possono appunto effettuare, chiaramente con
difficoltà anche di confronto, no, a livello sindacale da questo punto di vista, no? Però noi dobbiamo garantire i servizi nel miglior modo possibile, insomma, ecco. Cioè diciamo il messaggio che sostanzialmente lanciate alla popolazione e ai sindacati è: non sta collassando la sanità pubblica nel 2003, entro fine anno si conta di riuscire Sì, in sostanza siamo sul pezzo da questo punto di vista, ma non solo adesso, da sempre, insomma, ecco, e nella more di questa errata programmazione nazionale mettiamo in campo tutta una serie di possibilità che la Regione appunto ci ha dato come percorribili. Ecco, poi abbiamo messo qui un dato che magari il dottor Perina vi spiega anche un po' meglio di me, nel senso che abbiamo già nei nostri bilanci accantonato le risorse per il rinnovo contrattuale dei medici. Voi sapete che i medici hanno un contratto che è molto datato, no? Noi stiamo mettendo da parte, giusto, anche quelle risorse, le stiamo già accantonando affinché quando ci sarà il nuovo contratto dei medici possiamo avere già i soldi a disposizione. È scaduto da quanto? Nel 2010. Quelli sono calcolati in milioni? 4 milioni a Sono 4 milioni. Sì, le quote sono in migliaia, quindi sono 4 milioni. Sì, Quindi avete messo via... Abbiamo messo via quasi 6 milioni, 6 milioni e mezzo. 5 e mezzo, Sì. 9, 3, 12, Sì, 5 e mezzo, un po' di più di 5 e mezzo. Sì. Come è stato fatto nel periodo immediatamente precedente per il rinnovo del contratto del comparto, insomma, che come sapete invece è arrivato poco tempo fa, insomma. Che è un'altra delle cose su cui giustamente si sta appunto argomentando, insomma, no? Questo rinnovo nazionale che tarda a trovare il giusto adempimento. Abbiamo anche così voluto ricordare tutte le apicalità che abbiamo messo in piedi tra l'anno scorso e l'inizio di quest'anno. Naturalmente queste sono, come dire, le ultime procedure che l'azienda ha fatto, no? E vedete, insomma, in quasi tutti gli ospedali, insomma, ecco, mi sembra che abbiamo dato risposte un po' dappertutto, insomma, ecco, in questo modo. E vabbè, le assunzioni fatte appunto nel 2018, 100 nuove assunzioni, 114 medici, 386 infermieri, che comunque vanno su quel totale che vi dicevo prima, ma tanto per farvi vedere e toccare con mano come il lavoro appunto dell'azienda da questo punto di vista non si sia assolutamente fermato. Ecco, va bene. Poi, e qui finirei il tema del personale. Poi un altro tema che è venuto fuori in questi giorni relativamente al personale è questo discorso di voler favorire assolutamente il privato rispetto al pubblico. Noi portiamo questo dato, che è il dato delle attuali schede, quindi potrebbe essere ancora modificato, però il tema è che vedete la differenza tra il numero di posti letto negli ospedali pubblici rispetto ai privati, siamo 1 a 3, voglio dire, insomma, no? Quindi non c'è assolutamente questa volontà di delegare al privato l'attività sanitaria, anzi, diciamo così, al contrario, viene messa su carta, quindi su numeri, la volontà di mantenere appunto il sistema sanitario pubblico con le sue caratteristiche, insomma. Mestre ha dato a 5,97. Mestre Sì, può essere andato a 5,97, sì, va bene, perché abbiamo dato i 10 posti a Dolo, sì. E i 20 sono 20 della lungodegenza di Noale. Allora, a Noale noi abbiamo attualmente 74 posti di lungodegenza che vengono trasformati nell'area di Dolo Mirano in 110 posti di struttura intermedia. Bisogna dire le cose fino in fondo, insomma, ecco. Ma qui avete 74? 74 sono a Noale. No, allora restano in parte a Noale perché vengono trasformati in parte in struttura ospedali di comunità, in parte in unità di abilità territoriale e in parte in hospice. Sì. Poi a Noale ci sono 20 posti che vanno alla Relaxi, Sì. poi abbiamo 12 posti e mi sembra 24 negli ospedali di Dolo e Mirano. Ma quei 20 che vanno alla Relax è una privatizzazione. Sì, è una privatizzazione, sono sempre soldi che paghiamo noi, Sì, sono però convenzionati. vanno su una struttura.
sì, vanno su una struttura privata, diciamo, convenzionata, accreditata, però su 110 sono 20. Cioè, voglio dire, ecco, 90 restano, come dire, nel pubblico, ecco. Però non sono dentro qui, Non sono qui dentro. non sono qua, perché noi parliamo di strutture intermedie in questo caso. Certo. Questi sono gli ospedali.